amici di Post-it dal Polesine, benvenuti alla nuova puntata. Oggi raccontiamo un'altra storia veramente interessante che nasce qui nel nostro Polesine. C'è un paese in Alto Polesine, San Bellino, con 1100 abitanti, che nel giro di qualche anno è diventato il motore energetico e lavorativo del Polesine. Inoltre, sempre nel giro degli stessi anni, è diventato il comune più avanzato del territorio per quanto riguarda innovazione, facilità del vivere, rinnovamento di servizi e degli spazi cittadini. Il sindaco di questo paese è Aldo D'Achille, il sindaco più green del Polesine, tra i fondatori del progetto che poi si è diffuso in tutto il Veneto, chiamato Ridiamo un sorriso alla pianura padana, per la piantumazione di alberi gratuiti donati ai cittadini. Inoltre, adesso ve lo inquadro, buongiorno Aldo. Buongiorno a voi. Aldo è entrato nella classifica dei 31 finalisti del concorso internazionale per riconoscere il miglior sindaco del mondo, denominato World Mayor 2021. Sembrava quasi uno scherzo, ma a fronte di candidature autorevoli di metropoli nazionali e internazionali, nella fase finale è passato proprio lui, sindaco di un paesino polesano. Aldo D'Achille, classe 1971, insegnante alle scuole superiori e dal 1999 ricopre incarichi nel comune di San Bellino fino a diventarne sindaco nel 2014. Questa lunga presentazione, adesso passiamo alla prima domanda. Non c'è molto da aggiungere, hai detto tutto, però, hai detto tutto, vai. Allora, partiamo subito dalla novità che quotidianamente tiene la notizia. San Bellino ospita il grande magazzino logistico di Amazon. Un colpo da maestro è stato quello di fare in modo che Amazon arrivasse in Polesine e si collocasse proprio tra San Bellino e Casteguglielmo. Come sono i rapporti con Amazon? Allora, i rapporti devo dire che sono molto buoni. E la disponibilità di Amazon nel dialogo con sia il comune di Casteguglielmo che il comune di San Bellino è buona. E di conseguenza stiamo dialogando su cosa si può fare nel nostro Polesine per diminuire questo impatto che viene riconosciuto come impatto molto forte e trasformarlo in un elemento virtuoso e a favore del territorio. L'effetto Amazon ha fatto sì che arrivassero nuove famiglie, che si è tradotto in nuovi bambini, per cui la scuola primaria di San Bellino, dopo il ripristino e il restauro dell'edificio, fiore all'occhiello per l'eccellenza della scuola, infatti era proprio l'eccellenza che salvava ogni anno la scuola dal taglio della chiusura, e mi ricordo le tue battaglie per mantenere la scuola, oggi può contare 14 allievi solo in prima classe. Quanto sei contento? La fatica e l'investimento ti stanno premiando. Allora, contentezza è veramente al massimo. Devo dire sì, avevamo fatto moltissimi progetti, tra cui progetti anche che di solito vengono fatti ad altri livelli scolastici, tipo il CLIL, che è un progetto di insegnamento anche di materie in lingua inglese, investendo praticamente risorse comunali per favorire questo. Progetto quadrifoglio, insegnanti in pensione che facevano potenziamento ai ragazzi bravi all'interno della scuola in modo tale da aumentare il livello e l'eccellenza pur mantenendo le relazioni molto belle di un plesso a misura d'uomo. Eravamo arrivati a un numero bassissimo, 18 bambini distribuiti in 5 classi, 2 pluriclassi. L'arrivo di Amazon e l'arrivo anche di altre famiglie, posso dire che l'anno scorso le iscrizioni solo in prima sono state 14. Bene, complimenti. Tu sei un sostenitore della democrazia partecipata. Molti progetti sono stati portati avanti in virtù del fatto di questa condivisione, diciamo. Parliamo dei marciapiedi senza barriere architettonici oppure i fiori nei balconi, finché a questo ultimo progetto in cui hai coinvolto le scuole per restaurare la fontana del paese, ferma da 20 anni. Spiegaci un po' com'è andata. Nel frattempo faccio vedere un attimo i lavori per la fontana e anche il museo collegato. Ah, ok. Praticamente allora l'idea di base è questa, che ogni cittadino che si impegna per la comunità è un primo cittadino. Quindi l'idea del coinvolgimento è stata un'idea che fin dall'inizio del mandato nel 2014 insieme ai miei collaboratori, gli altri amministratori, abbiamo tentato in tutti i modi di portare avanti come progettualità. In questo caso, nello specifico, è stata la lungimiranza di una preside
con la quale ho avuto modo di confrontarmi, che è la professoressa Sgarbi, la quale mi ha messo a disposizione per gli stage dei ragazzi, in questo caso dell'ITIS, che hanno collaborato per l'impostazione dei lavori della fontana, del suo recupero. E nasce da un progetto anche educativo, perché un giovane che capisce che cosa vuol dire lavorare in qualcosa che poi verrà concluso e avrà una evidenza pubblica, potrà essere anche un modo per rispettare quel manufatto ed evitare che poi venga danneggiato, anzi sentirlo un po' proprio. E quindi abbiamo coinvolto i ragazzi con la scuola e hanno fatto la prima fase. Adesso una ditta specializzata sta lavorando per concludere i lavori e portarli a compimento. L'altra domanda come sono collegate sono collegate in questo vetrerie? senso. La fontana avrà, la recupereremo utilizzando il fondale fondamentalmente in vetro. Quindi noi abbiamo una vetreria d'eccellenza, che è la vetreria artistica Tomani, che è d'eccellenza non solo in Polesine ma a livello nazionale e internazionale, ha sede lì, e quindi perché non valorizzare ciò che nel Polesine è conosciuto fuori dal Polesine? Quindi la fontana verrà valorizzata con l'uso di questi vetri colorati e contemporaneamente, avendo ristrutturato un ex mulino, grazie anche ai contributi del GAL, verrà realizzato lì un museo del vetro e della vetrata. Quindi l'obiettivo è: continuiamo a mostrare bellezza, perché la bellezza diventa attrazione e la possibilità anche di aumentare i residenti. Rieccoci. Allora, sei un sostenitore del verde pubblico, l'abbiamo detto, sei il sindaco più green del Polesine, sia privato che pubblico, appunto. Tanto che è così forte il tuo sodalizio e credi nel sodalizio uomo natura, che i tuoi detrattori ti chiamano l'amico degli alberi, dando per intendere che ti interessano solo le piante. Appunto per il tuo valore green, sei tra i fondatori del progetto Ridiamo un sorriso alla pianura padana, un progetto che, abbiamo detto anche prima, la regione del Veneto ha acquisito e diffuso in tutta la regione. Quanti alberi sei riuscito a piantare con il tuo esempio e proselitismo? Allora, quel progetto è un progetto che nasce nel dialogo con un altro comune della provincia di Padova e ha coinvolto poi una decina di comuni che lo hanno sperimentato. Poi è stato tarato per poter essere diffuso, la Regione Veneto l'ha fatto proprio, il vivaio regionale ha prodotto le piante e in 40 giorni sono state piantate 70.000 piante. In tutto il Veneto? In tutto il Veneto, e sono state quelle prodotte, quindi adesso quest'anno torneranno a disposizione altre 70.000. I comuni che hanno aderito al progetto sono stati oltre 300, e quindi è stato un buon risultato, ma la forza di questo progetto è che gli alberi vengono donati ai cittadini, che li vanno a piantare nelle proprie proprietà private. Quindi il vantaggio è duplice: da un lato l'aumento della superficie arborea, la cura del cittadino che comprende il valore legato a una pianta, non solo per l'ombra, per l'abbassamento delle temperature, ma per la bellezza, per il fatto che gli uccelli ci possono andare e sentire anche questi elementi essenziali della natura che ci rendono più umani a volte anche nella percezione. E aggiungo che questo progetto con questo slancio la manutenzione diventerà chiaramente a carico del proprietario poi di quell'albero, quindi l'ente pubblico non ha più costi. Una volta donati gli alberi scelti dal cittadino, perché possono essere anche molti all'interno degli spazi privati, in quel momento è il cittadino che si prende cura e diventa corresponsabile della cosa pubblica e della bellezza che in qualche modo può essere fruibile da tutti. Sì. Finché parlavi ho fatto scorrere delle immagini che ritraggono il servizio di Rai 1 che è venuto a farti proprio quando c'è stata la notizia di tutti questi alberi dati nel giro di pochi giorni, e poi sto facendo anche vedere la pista ciclabile e l'arredo urbano che hai fatto nel tuo parco di San Bellino. Sì, è un parco di 8.000 metri che abbiamo realizzato proprio per continuare questa linea, perché siamo convinti che la bellezza e l'arredo urbano rendano il vivere in una piccola comunità un valore aggiunto.
Da cosa nasce questa tua stretta alleanza con il mondo delle piante, visto che ti chiamano l'amico degli alberi? Allora, io da molti anni insegno religione, ma insegno da molti anni all'Istituto Agrario di Sant'Apollinare. Sì. E, non c'è istituto più green nel territorio, forma i ragazzi di domani, quindi l'attenzione all'ambiente diventa per me elemento proprio all'interno anche delle mie relazioni con gli studenti e questo diventa poi patrimonio che si trasferisce anche nel mio mandato amministrativo. E quanti alberi mancano per tornare al Polesine degli anni 60, secondo i tuoi calcoli? Allora, deve essere un Polesine moderno, ma gli alberi dovrebbero tornare nelle nostre campagne e circondarle, comprese le zone, le fasce tampone, zone cotonali, tutto quello che può in qualche modo valorizzare la bellezza del nostro territorio. Andare a Treviso, Venezia, si vedono queste campagne circondate di alberi, in Polesine purtroppo molto spesso questa sensibilità è mancata. Sì, si sono fatte altre scelte. E tu, che sei appunto il sindaco più ecologista del Polesine, ospiti sul tuo comune uno dei parchi fotovoltaici più grandi d'Europa. Puoi spiegare a chi ci ascolta che il fotovoltaico ha un inquinamento a zero emissioni, mentre la distruzione delle biomasse, vedi centrali a biomasse che bruciano ramaglie, alberi, legni cippato, scarti di lavorazione e inquina la nostra aria? Sì, allora il fotovoltaico a terra non è una buona cosa, nel nostro caso è su zona industriale, quindi è nato nel 2011 e si è sviluppato poi è lì da molti anni, è su una zona in cui dovrebbero sorgere dei capannoni e al posto dei capannoni è stato avvitato a terra il fotovoltaico e chiaramente dà una rendita sia al comune di San Bellino che al comune di Castelguglielmo che hanno in comune questa macroarea. È chiaro che questo è realizzato su terreno industriale, ma su un terreno invece vocato, devo dire, all'agricoltura, credo non sia corretto lo stesso tipo di situazione. Anche se dobbiamo dire che molto spesso, parlavi di biomassa, Sì. un megawatt di energia richiederebbe un ettaro di terreno. Per produrre lo stesso megawatt servirebbero 150 ettari di biomasse. Quindi comprendiamo come 150 ettari e più di bosco per produrre un megawatt sono sproporzionati rispetto alla necessità per produrre lo stesso megawatt con un ettaro di Sì, e la partita del fotovoltaico. futuro si gioca tutta sull'energia, tra l'altro, sulla Ecco, produzione quindi la dell'energia. biomassa è molto discutibile e molto spesso togliendo parti a boschi e zone all'interno delle nostre campagne, in realtà stiamo perdendo un patrimonio visivo legato all'avifauna e a quello che può essere anche una tutela del suolo importante e dobbiamo fare delle scelte. Ecco, questo è fondamentale che i cittadini lo sappiano. Senti, il San Bellino è il primo comune che ha realizzato il parco inclusivo del Polesine e anche la palestra della terza età all'aperto, nonché le tende uguali per tutti i negozi. E tra le altre iniziative, poi anche hai un palasport veramente innovativo, anche lo dico perché stanno scorrendo le immagini alle tue spalle. Tra le ultime iniziative di San Bellino c'è questa, ci sono 3.000 euro per le famiglie che vogliono installare il fotovoltaico sui loro tetti. Il bando è già attivo in questi giorni ed è un contributo al di là dell'ISEE. Come mi spiegavi prima, c'è la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sul tetto a costo zero. Com'è possibile questo? Praticamente noi diamo fino a 3.000 euro, e quindi fino alla metà dell'importo che la persona può spendere, ma al massimo 3.000 euro. Consideriamo che una famiglia che vuole mettere un impianto di 3 kW sulla propria casa spende poco più di 6.000 euro. Di conseguenza 3.000 li dà il comune, il 50% in sgravio fiscale lo dà lo Stato. Questo significa che la famiglia può avere l'impianto fotovoltaico sul tetto, praticamente a quasi costo zero, e contemporaneamente in questo modo diamo aiuto alle famiglie che risparmiando in energia prodotta molto spesso da combustibili fossili, aiutano l'ambiente e contemporaneamente il portafoglio della famiglia che può fare scelte diverse anche nei consumi. Sei nei
31 sindaci migliori del mondo. Voglio che ci spieghi un po' questa cosa. World Mayor 2021, che ne pensi? Allora, la prendo con un sorriso, ma devo dire questo. Quando è partita questa cosa sembrava uno scherzo, perché il più piccolo comune al mondo candidato all'interno di questa lista, valutata in Inghilterra da una commissione che si occupa di valutare le azioni fatte durante, in questo caso, la pandemia. Sì, Ecco, era molto, ok. molto legato a questo. E, quindi una risata e tutto è finito lì. In realtà questa selezione, loro hanno fatto le loro indagini, è andata avanti e hanno selezionato, togliendo comuni importanti tipo Bergamo, Roma, ma anche comuni a livello internazionale, ma il piccolo comune di San Bellino c'è È lì. ancora all'interno di quella lista. Adesso siamo in 31 in questa finale, al di là che per me, voglio dire, può essere anche già finita, ma la cosa molto interessante è che il criterio che hanno utilizzato è quello di vedere non solo il paragone tra realtà importanti, un Milano, un San Bellino, non c'è nulla apparentemente di che si può verificare in termini di progettualità, ma è in funzione delle potenzialità, cioè delle ricchezze economiche presenti sul territorio, delle progettualità che vengono messe in atto, in funzione anche delle risorse, quindi in questo caso del personale a disposizione e di tutto ciò che concorre per realizzare quei progetti. Quindi loro hanno detto che con questa scelta nei 31 che questo comune, per quello che ha fatto in questi anni, è degno di nota. Bene, sarai orgoglioso, siamo tutti orgogliosi di questo. San E, Bellino e è, grazie anche ai miei collaboratori, amministratori, personale, è un lavoro di squadra. immagino, San Bellino è anche super veloce. Nel tuo paese adesso ci sono 3 mensilità a chi mette la fibra. Sì, sì, il comune nel 2017 è stato il primo comune in Veneto, nelle aree bianche, ad essere cablato in fibra. Poi tutto si fermò, da circa un anno tutto chiaramente è ripartito. Open Fiber ha connesso alla cabina ottica l'intera rete che aveva già costruito all'interno del paese, quindi chiunque può collegarsi alla fibra. Noi per incentivare questo collegamento abbiamo deciso di dare un contributo circa pari alle prime 3 mensilità che i cittadini, le famiglie che andranno a collegarsi Sì. dovranno spendere, perché riteniamo che uno sviluppo economico sia legato anche a uno sviluppo chiaramente digitale. Avere in un piccolo paese la possibilità di avere la fibra vuol dire essere connessi con il resto del mondo e poter in qualche modo scegliere di venire a vivere nelle nostre piccole realtà. Il comune di San Bellino, aspetta è nell'Associazione Nazionale dei 130 Comuni Virtuosi d'Italia e tu sei il coordinatore del Veneto. Quali prospettive ci sono ancora? Che cosa manca a San Bellino per essere ancora più virtuoso? Allora, San Bellino in realtà è un paese del Polesine e fa quello che può con le forze che ha. Diciamo che volontari, cittadini, più le persone diventano consapevoli della realtà bella che possono vivere e più abbiamo la possibilità di crescere e migliorare. Ecco, i comuni virtuosi, questa rete di enti locali, ci sono 130 attualmente in Italia, e praticamente una settimana fa circa sono stato nel comune di Padova proprio perché l'obiettivo è arrivare alla candidatura di Padova, anche perché sta facendo moltissimi lavori green, tantissime politiche legate all'ambiente e alla sostenibilità, il comune di Padova, di farlo praticamente entrare in questa rete di enti locali e troverà non solo piccoli comuni come San Bellino, ma comuni come Parma, capitale della cultura, Trento, Bergamo, quindi comuni che possono dialogare alla pari anche per dimensioni e mettere in rete i progetti. Ciò che è buono va preso e realizzato, quindi un comune che realizza una cosa molto buona in termini molto più rapidi, con questa connessione è possibile aiutare un altro comune a sviluppare la stessa iniziativa. C'è un'altra cosa che succede a San Bellino, cioè a San Bellino succedono tutte cose belle. C'è questa sostituzione dei pali dell'Enel. In pratica a San Bellino si sono presi i pali, si sono tolti
Quindi non ci sono più questi pali che diciamo disturbano la visuale dei nostri paesi, insomma ormai noi ci siamo abituati a vederli, però non è che oggettivamente siano delle cose belle, sono brutti, ok? Però sono utili. Insomma, a San Bellino l'innovazione abbatte la bruttezza mantenendo il servizio a favore di un rifacimento dei marciapiedi e quindi della bellezza, insomma, della bellezza del paese. Sì, allora lì la questione è questa, sia Enel che Telecom, per quanto riguarda l'Enel nel centro abbiamo tolto le varie colonne che limitavano la realizzazione del PEBA, che è il piano per l'eliminazione barriere architettoniche. Stiamo puntando a un comune a barriere architettoniche zero. Di conseguenza una colonna che risulta all'interno del marciapiede limita molto spesso il passaggio di carrozzine, ma che possono essere per una persona disabile, ma anche per una mamma con un bambino o una persona che temporaneamente si trova in quella situazione. Quindi, o anche un anziano. Quindi noi ci troviamo a aver fatto una scelta che può essere funzionale a questo tipo di realizzazione, ma contemporaneamente anche una scelta estetica. Quindi tolte le colonne Telecom dove è possibile, tolte le colonne Enel, tolte le colonne Telecom anche fuori dal centro, in modo tale da togliere quei fili che molto spesso sono ormai anche lasciati in uno stato molto di degrado, ecco, interrati quei fili e al posto di quelle colonne sono stati piantati alberi. Quindi le strade risultano, al posto di avere colonne e cavi, uno al posto di quelle colonne si trova posizionato l'albero e di conseguenza una futura ombra per passeggiare o per vivere e vedere uno skyline nel nostro territorio più gradevole. Lo sai che ad ascoltarti uno vuole venire a abitare a San Bellino? Io desidero che voi veniate a vivere a San Bellino. Il tuo motto è vietato non copiare. Da dove lo hai preso? Allora, l'ho mutuato da questa associazione che ha fatto entrare San Bellino qualche anno fa nei comuni virtuosi d'Italia e ho scoperto che ci viene spesso insegnato che non si deve copiare. Sì. Nelle buone pratiche ritengo e riteniamo come associazione che è vero il contrario, cioè il copiare ciò che è buono non deve essere un momento in cui uno dice non lo faccio perché potrei dare lustro a qualcun altro, ma in realtà è fondamentale perché solo così possiamo aumentare la vivibilità, l'attrattività e la voglia di rimanere nel nostro Polesine, di essere proattivi nel migliorarlo. Quindi io ritengo che questo motto sia un motto che mi piacerebbe che tutti utilizzassero, perché ci sono cose molto belle che vanno realmente, veramente copiate. Perché non è più un copiare, ma un condividere. Sì. Ok, come nelle buone famiglie. Grazie ad Aldo ed Achille, grazie a San Bellino di esistere, grazie a voi che ci avete seguito. Noi ritorneremo ancora con il sindaco. Vediamo come si classifica, come va la finale adesso del miglior sindaco del mondo, quindi ci ritroveremo in ogni caso. Grazie a voi che ci avete seguito, potete rivedere questa puntata dalla pagina Facebook di rovigoggi.it come dal canale YouTube di rovigoggi.it. Grazie a voi, grazie Irene, grazie, buona giornata.